Significa che chi prima di me è riuscito a fondare Aprolav, a darle i contenuti che adesso ha visto con lungimiranza. Penso che in quel momento che sono nate le associazioni di produttori per gestire le quote latte avessero un senso. Quel senso che poi è continuato in Aprolav con ben altri compiti, con ben altri prospettive e risultati. Penso ai precedenti che mi hanno preceduto. Il primo è stato Sartor, il secondo è stato Carlin, che ha avuto l'intuizione di cercare come direzione una persona fantastica, che l'abbiamo ancora, Bruno Bernardi. Penso a quando ha iniziato 30 anni fa la promozione nelle Malghe. I sindaci del Grappa ci chiedevano la possibilità di portare le vacche, vuol dire che non ce n'erano nel Grappa di vacche. Penso a chi l'ha succeduto, al dottor Centofanti, quanto sono stati bravi a far sì che Aprolav avesse un senso anche al di fuori delle quote latte. Se adesso Aprolav è quella che è perché chi mi è preceduto e la nostra gestione, il nostro consiglio di amministrazione ha deciso che c'era dell'altro da fare oltre a pensare alle quote. C'era da pensare a fare per il comparto quello che prima nessuno aveva mai fatto. Siamo i primi partiti con la promozione, con i concorsi dei formaggi, con il percorso di qualità, di appoggio alle DOP e di ricerca di tutte le tipicità locali che abbiamo nel territorio, che ha dato modo al latte veneto di avere un'identità diversa da tutti gli altri, un valore diverso da tutti gli altri. In questo momento soffriamo come soffrono tutti, ma diciamo che noi veneti questa vicinanza alla tipicità, alla qualità, alla sicurezza alimentare, al consumatore l'abbiamo sempre avuta, anche grazie al merito di Aprolav. Caseus, prima Veneti, adesso Caseus. È stata un'intuizione, un'idea di presidenza e direzione di fronte a un'opportunità, grazie anche alla buona politica che ci ha supportato, all'appoggio dei consorzi di tutela, a tutto quello che è il comparto. Siamo riusciti a creare la più grande manifestazione, la più importante a livello nazionale come concorso e come esposizione di formaggi. Siamo orgogliosi di quello che è stato fatto, perché questo ti dà l'idea che le buone idee hanno sempre un ottimo risultato.